Salve a tutti e benvenuti a questo più con Storias. Oggi questionammo delle lingue di cultura sarda e della tradizione della terra nostra. E lo faremo in compagnia di Enrico Puzzolo. Grazie Enrico, vuoi essere in noi con noi oggi. Grazie a voi altri che mi avete invitato. Posso spiegare chi non lo conosce? Enrico è un presentatore che fa una trasmissione seguita a meda, fa meda cose, ma soprattutto logo de logo, in TCS, e questiona della terra nostra, delle cose di importo e della terra nostra a dire di oggi, che è una cosa che un po' spantosa, abito che la lingua nostra, meda volta la usiamo sposa, cosa di esos anni scolados e abbaidando sempre in dei secus. E secondo tu soprattutto su questo impegno ma fa che me das cose altre e l'amo a dimandare un pago di dottus e ti dimando hai detto ma chi è Enrico Puzzolo? O è nascido e crescido e quale studi ha fatto? Enrico Puzzolo è un viciocco, ha un carriera a 32 anni, se non può fare chi farà che sono viciocco ancora, che è un nome, non dice, è una persona che si nasce in Susurcesi Gresienti, che è una terra con una storia particolare in Sardegna, si investivesao sempre in questo luogo, ha studiato, ha fatto studi tecnici, poi tornando alla storia del suo luogo, vesto su impunnato a Gusarentas, una denta che poi si sciusciava in Surempus de Usuvia, come esti si storia post-industriale della Sardegna. A risigio poi questo raggio di questa storia industriale vi era un benidore segnato già dall'inizio e mi dicevo pesavo e poi stavo facendo cose che non avessi mai pensato quando avevamo piccioccheddu. Ma è un picciocco normale, mi credo. Ma che strano, forse sì, poi che andavo a Simbressi con forma a Isanderas che antipicavo tanti federalismi, un incontro del lingua sarda, che noi siamo regionali del lingua sarda, poi noi, quando l'otto su vianta stressiente, del susardo vianta stesiente, del susardo che non di tornare a prusare conto, fu da questa lingua, devo mi sono impunnato, in capa sapere una cosa nasce da quando avevamo viticchedo, mi sono posto a imparare sa lingua nostra. Poi da puvato, forse bene ancora non usciva, lì una cosa mi andare tragao a desas intragnas. Desas intragnas e finza gustirea de normalizzare in raso su sardo, de duvai bessiri de gusto aghirro, de misterio, de arcanismo, de tutta questa cosa che du presentano oggi come una lingua quasi magica, già magica, ma mi piaceva l'idea di imparare su sardo poi cosa de dogna dire normale. Ho vinto con Sirea su Bibirriu che Bibirriu no esti da imparare poi a ragionare delle cose dei subvenidori, no? Una lingua per subvenidori, no? Quindi da bogare, di bogare questo velo di antico che sta gente da questo è un po' come sana che su sardo lo dobbiamo usare solo per questionare le cose di vago importo. Cosa te pago importo, poi da aici su sardo si disperde, cioè tutto samori che narrano su che Dio leo sa questa lingua, però chi da rimauso a entre gusto dreminis e poi da risulta che amori no est proprio una costrizione, poi da cabra che spacciano in delle nuda su sardo, no? Poi accabano questo argomento, accabano questa costumanzia, spacciao passao Susanto spacciare a salvesta, no? Come accabato con sa processione, non vi uso né vestimenta sarda, né sono sardo, né manco questo due sfueto che si accompagnano. E tornavo su monolinguismo, che tanto profetto non si varia, no? Era convenne commenti in tanti esperti suoi, a tenere sempre in conca, prusu linguas, ma questa è una questione. Questa è una questione un po' più urmana. Prusu fungura, che poi mancare la sauce. La ponimos a un'ala, ma vi tornamos. Ci tornamos.
Enrico, come ti stata la piscina tua? E ti sostenes de su tempus che ha scolato in saida tua e quanto è scambiata saida? In moi che sta acontecendo un montone di cose, no, perché se sono storia adesso Covid, no, ormai di prendere un cincidente sa conca, prende bucciacca de questa acontessi, rasa spereso, desindiscampare luego, non pare che non sia su solo, però è dogliare gente in mera che tornerà a pensare ai tempi su che io sono passato, no? Su che io sono fatto, su che canto io sono traballato, quanto non sono traballato, esattamente su de quando vessi su pitichetto, su quando tutto via era preso a serio e non dove vianta problemi, vianta cosa dei mani, su problemi. Io mi ricordo sempre che mi dicevo pesavo in Sarruga a cosa mia, dove vianta in mani, iaius nostros, deo paese de una famiglia manna de rari na rausa di aici, babbo e mamma mia manti dentro che tenianta 40 anni, e babbo in soro vianta de su primo de su noi 100, no? E appunto questa fortuna de intendi in bidda, che è una cosa sempre più rara, intendi sono su questa lingua mia, intendi sa ragionare entre iaiu mio e iaia mia. A regionare sa che in cui sicuro però vianta già alla canara a questo mondo di gente di questi rari ed io intendiamo questo sardo però a me non mi regiona niente in sardo. Non sei stato pensato in sardo? No, ad romano no, forse di questo fuoco che potremmo a ricci che potremmo intendere in questo mondo, intanto se devono andare, ma poi mi schirrianta di questo mondo, poi non ci posso entrare. E mi poneva a pensare, e spipiso su a regione in italiano, i manus interessano a regione in sardo, e per essere una cosa del manus, questa lingua sarda, insomma, sa bella bello, assicuro di pure che andiamo a fare il manno a pessi buona fuori in sardo, e mi dicevo, pensavo con questa idea, in sa corte degli iaio e iaia, giocato con i frarili, con i amici, però bella bello questo tempo su passendi in mano su chi vianta sa retentiva di questa lingua ci vianta punti passato, punti morto, non ci vianta bruso e questa cosa era sempre più difficile dell'ompi. Poi, quando mi sono fatto un anno, ho arrivato escursus del Sardo, che per fortuna mi dona una mano manna di aggiuro. E iniziando, quando avevo piccioccheddo, bruschettotto e indiri che ci penso a quando avevo piccioccheddo, mi viene a conca iaius mius. Che è un bell'ammento. E tutto si storia e soro, poi ta antifatto e gente che vive su comincio del secolo, è arrivato sa guerra, arrivato sa ricostruzione, arrivato su piano del rinascita, arrivano un montone di cose in sa vita. Ammentiamo a quale sai da tua? Gonnesa è una vita in suzucci crescenti. Quanto è scambiata Saida? Come due arvivido questo anno e si è scambiata, come è scambiata, come te l'hai tu? Io mi penso che si era cambiata, poi quando vemo piccioccheddo che vianta se rendi l'ultima miniera, mi pare che usa de Monteponi, e quando vemo vitticu da ricordo vinza le ultime manifestazioni mo in conto denuncio itta torraio vero cassa integrazione però quando vemo vitticu da ritombare ancora sa questione de miniera sa speroso che da sa orientato per in una ragalla in cuno altro su 49 lumiso miniera mai bruso non dio però dove era ancora questo retumbo dessa questione mineraria industriali. Poi già dove vianta crisi industriali si mentotto questa lacana insomma secondo me è sempre un pacchetto strumentale in questo luogo mi diso pesavo in mezzo di questo strumento si rea che l'ernesto surotto su viera gusta de andai a traballare in Portovesme e iniziando a studiare in scuola tecnica adesso sul luogo istituto industriale dove pure ho provato a studiare chimica e industriali e indiseo bessiu poi indiseo stupao perito chimico non scio e tanto approvato di questa conoscenza però mi pare che chimica non diseo praticando nell'uso di ma è una cosa bella Vinza a stento la possibilità di leare un'andala tecnica
E ha scambiato carbido che sa vita tua a vita un'altra. Via, sa vita mia era un'altra. Quando veniamo accanto a cabare di scuola, mi dicevo più di questa cosa. Poi imbuccava altre passioni, sicuramente questa della chitarra, no? A me piace di suonare, mi piace di questa musica, poi vinto a cercare di sudare questo surcubo, scanto anni ho studiato in scuola professionali di musica, ho vinto a Bessione, ho fatto un anno in Milano, poi vai in una scuola importante milanese di musica moderna. E poi in 18 rao e questa esperienza pure mi raccontano un pacchetto di su chi mi ha giurato comprendi su chi vianta e dinamica sociolinguistica vinza entra italiano no se andavo a Milano in un mondo di differenze e mi sono fatto un pacchetto di conto in plus un tappizzo di questa unità d'Italia che ha tratti culturali, più che politico, più che geopolitico, è una questione in mano, e a retrogare, non si può ne Partigiano, con tui, bella ciao, adios, bella ciao, partigiano, pigu con tui, che non mi divozzo a quantai, e chi mi morro, in tu infarrancas, bella ciao, adios, bella ciao, e chi mi morro, tento in farrancas, e tu mi repisi, bengai. Quando ha scompreso chi sa lingua, sa cultura nostra, fini sa vita tua, stento un'ischindita, ha scompreso che questa fidi un'occasione per la vita e fissa può ribaliare. Quando appunto comprendi che sa lingua sarda non vi era su stregio antico del non de iaia de apparai in pizzo de sagiminere là gusto su vesto su noso non fin contro dei fuochi le bia ma mi diceva più che diventa lei si dan 40 diventa principi costituzionali e diventa una scanta attività posta può smaniare essa questioni può giurare essa lingua intanto si deve avere vinto a traballo. Ma devo innanzitutto mi si opposto come attivista con questa lingua sara, poi finito a piegare il traballo sempre a profitto di questa questione, non da boga azienda, poi non di boga azienda questo traballo, però assuma anche chi non tenisi altri chi non si apprettava e chi tenisi su golo s'animo non ci volesi intregare, intanto da ricordo che vi era un corso di sardo, vi era accadendo, avevamo uno tra i primi, avevamo appassionato, insomma, il risultato del suo corso vi era buono numero, e una volta mi preguntavo al suo maestro cosa mia, ma che mi comprendo il traballo del sportello linguistico dove diventa questa occasione se dobbiamo disoccupare me ne si interessava a fare questo traballo dopo cominciavo a pedire ma dove hai possibilità di fare questa cosa senza non sapere bello vunt arrivare a proposte per trabalhare come sportellista linguistico questa è una cosa che comincia da uno di assatro c'è passa su tempo tanti persone esperti e professionisti amanti a giurare però questi schinti da ghinara in capasa ci rademmo già a intro de non scio canto tempo in capasa vi era proprio questo sentire, questa idea, questo bibirrio che era ma piccioccheddu quando intendemo io su mio e mi pensavo di essere una cosa che appaffai a mano e sta arrivava a mano questo è su Villa Rubio che ha agguantato tutte queste questioni. Tu in famiglia non sei stato pesato in sardo, a babbo tuo e a mamma tua questa cosa l'hai fatta presente, ti dispiaghita o secondo te ti ha dato più forza per le rigustandala? Come desafio, come sfida, in capasa ha rifunzionato di aici, a babbo mio e a mamma mia, che adesso sono manti pesato in sardo, però
ogni volta che mi intendia, poi a imparare il sardo poi in un corso del sardo e t'accontessere che non mancai, non impara a tutto il fueddo su dessa vita rua, il fueddo su chi costo mantannaia iusuru, ma questo va a acontessere in ogni lingua, no? Passano a 30 anni e fueddo su si verdi, due punti fueddo su no, su quando una lingua è biazza, questo acontessere, è una fortuna si acontessere. Però i babus e mamas nostre si sono accostumati a seria del sardo della vita, del sardo della famiglia, intanto secondo l'intendente, quando uno fueddo che questo sono conoscenti, ma questo sono il sardo nostro, dopo si fueddo il sardo nostro, e si torniamo, e vosaltros, perché non mi disimparavo su sardo nostro? No, tocca rasarrangiare con i sainas che ci reneus, e poi a bello, esti sempre buona pratica, fare ricerca, a cercare e affinare scontus. E iniziando però a bello vinse a babbo e mamma mia in capasanti comprendio, in capasanti imparavo cosa nosa, in capasanti imparavo vinse sapere su sardo in una maniera differente. Poi vinse saccando bilianta su villo, sa scrivania, leggende, le cose pare che avevamo perdendo i tempi, che avevamo perdulendi. Poi quando io in televisione, questo effetto della televisione, ti cominciava a bere vinse da un'altra maniera sa questioni generali, da sa questione linguistica a tretto bruso ampro. A chi deve storare grazie a po' t'era zuato a mezz'orare, a studiare, a scrivere, a questionare in lingua nostra, ma qualcuno che ti ha dato una mano umana. Ma tocca da dire a tornare grazie a un montone di esperti, di studiosi, di gente geniosa, insomma anche esperti, ma tutto è balto su che ha conosciuto. Dopo vai nomine, a cominciare e poi a ringraziare Giovanni Lellio, Francesco Masaro, tutte queste persone in mano che hanno incarrerato questa questione, hanno rinnesciuto battaglie, ad entrare in istituzioni e hanno bogare tutte le sainas che hanno profetato, che profetano che hanno su cosa ho detto su Dio a me mi parli, e che hanno posto isi strutturas anti-traccao su surco e non so se si chiede in questo surco e poi tutte le persone che hanno conosciuto che mi hanno imparato proprio come maestro su primo maestro che ha dentro è Giuseppe Urru, non so se si era traballando ancora su vari insegnanti poi in scuola come insegnante ordinario. Giovanna De Sì, un'amica che poi su Mera si frequentato, poi non è stato in Sardegna, ma si ha battagliato per queste questioni. Martina Vaedda, che è un geometra, non c'entra nulla, è un attivista per la lingua sarda, e fare questa parte sua come in sardo, nella rete sociale, e è questo che era pubblicato un annuncio del momento del ricordo viene in subito, viene in questo motore di circa del traballo di annuncio, un annuncio dove viene cercando uno presenta un annunciarori, una voce un gazzettino in corso di lingua sarda, e poi viene cercando due spicciocche a po' annunci del traballo in Eia TV antes di entrare in televisione. E abbiamo passato via una scheda di Vicciocco, cercando universitario, dove abbiamo bucato mancare universitario, abbiamo una puvata, e mi hanno appiegato. Poi avevamo già il pratico, un vaghetto, poi in lettura, più che tutto, poi mancai 2 anni di gentimera che sti buona a regionale in sardo, però non si sti mai alfabetizzare. E mi hanno appiegato poi del gusto che all'incuno mi era puvao, vianta cambiando i sconduttori, vianta cambiando un pacchetto di organico, vianta cercando gente. Sente Noa, un vago. In Telecosta Smeralda e in Gunis de Putorrai, grazie a Giuseppe Corongiu, che era fatto su nome mio, mi ha fatto su provvino, mi ha
mi ha provato e è un carrera tutta questa questione e questa avventura del logos del logo. Su chi sa regione in è un sardo moderno e da acusticare pensa a un concetto di identità moderna. È un'idea un po' gramsciana, no? Su de cercare di traballare a suvraigo di un'identità no, a un cammino no di Sardegna e di Sardus. Quando hai cominciato questa trasmissione, come è nascita questa idea, questo titolo e ti ha dato questa esperienza? Questa idea, una cosa un po' borta, ma questa idea, come te da paccinare, poi nasce questa esigenza di cambiare, di annoare il organico nervoso. Voglio fare una cosa fresca, una cosa un po' giovane su. Mientras azzerriamo, senti che stiamo lavorando come operatore linguistico, pensando su un paio di progetti, su vinzas con fisabile un vago su sportellista ad una rauso sfaina sa cosa sua, punti più che tutto de furriatura, de portatura de autos amministrativos, o dei progetti con questa popolazione, o dei corsi del sardo con questa popolazione, intanto sono mancati un paio di questa esperienza, però del giornalismo mai mi depessi pensare, de cose serenti da su giornalismo mai mi demessi pensare. A bello però mi dicevo agattao che teniamo un capasassa, che teniamo un udraggio buono per fare queste cose. E pensando su primo mese mi naranta andava bene, provavo, dai, scrivi una cosa che comincia a sciopera su nomini, fai e mi narrano, ma poi stavano cercando da me che non avevo mai fatto nulla. Però a bello, vinse con una giuro de amigos e de espertos, a un carrera per prima cosa, Sirea che appunto per nominare questa trasmissione via la logos del logo. Poi gentilmente era luoghi del luogo, ma logos è da pubblicare del su greco, e pensando a ponai argomentare del post. Del logo vi era un paghetto questa desinenza come carta del logo, nel senso del logo che tenere un'accezione, una cosa dice, un sentiero prosumano del logo territoriale, ma vinza il logo culturale, il logo delle persone, o di ogni persona in un logo poi che con tutto su scrigioggio de conoscenze, de cultura. E sta a giocare con queste parole. Questa cosa adesso gioco delle parole, senza in casa mi distupera del ritmo, della musica. In casa è una cosa che ha più barangiato da questa passione per questa musica, giocare con i sfuetti. Questa trasmissione che io sono in carriera a Canno, giocherà sempre con però ancora non si scopre. Non andrà bene a scoppiare ancora. Tu hai quante spuntate hai fatto finché come più o manco? Una media di 22-25 a anno, dopo fatto più del 70. E qual è questa puntata che ti spiega dei più, qualche argomento, qualche persona che ti spiega che devo conoscere, a fare conoscere? Appunto, prendere in mano in una scanto, tutto come te figlio, sui traballi che ho fatto, pensando su per me bello, però mancai, mi resti braccia a tornare a spiegare che è un argomento che ho fatto su primo anno, e mancai non tenemos esperienza abbastanza po disterri come te mi resti braccia. Mancai io indiri de messa a fare meglio, de messa a fare più con prio. Però andava bene a Icci e via Ragusso mancai che abbiamo fatto uno speciale a pizzo dell'occupazione militare della Sardegna, delle zeracchie militari, e abbiamo una scanto persone geniose come Bettina Pizzurra, Aide Esu, che è una professoressa di sociologia dell'Università di Casteddu, altro spicciocco su de Aforas, che è stesso associo che di ora è in pizzo di questa averiguara e su digara questo fatto.
E poi assicuro poeta sta relatare con sa vita mia sa questioni di tematica LGBT, le questioni omosessuali, bisessuali, transessuali e tutti che non si binti rappresentati in su binarismo che oggi impera in sa conca di questa persona, di questa società. In capo a punti questi argomenti su che manti spediao de brusu, che mi pare che tenente un interesse biazzo in questa società risarda. Uno è proprio caratteristico di strobus che ci reneuso in diri, e l'altro è caratteristico di strobus che caligisi era società moderna o in diri ci denniri. E poi si intrantapare queste questioni delle identità culturali con identità di genere. È interessante me capire come tutto il fenomeno che indistupa quando uno sta conveccato in conto della lingua e in conto delle personalità sessuali loro. E ta contesseri di studiare Augusto gli afroamericani negli anni 60-70 in America con una femminista, una lesbiana afroamericana si indiviava sapere che andava in su un movimento di solidarietà femminista, però due punti femministe bianche che si castiai come femministe di serie B a nosaltres. Pensando su a Pubuffio provais in Sardegna pure gli omosessuali, le lesbiane, le bisessuali, le transgender e tutto il cast che due punti in questo mondo che sti bargio come sul mondo della lingua sarda poi andavo a sapere si deve essere sa proprio su proprio appreto, si deve essere sa proprio questioni. In quest'anno, questo 2021, che è un anno particolare, in Morgai, con questa pandemia, con questa peste manna, e ti dici a piacere a mandare avanti, ma qualche progetto che ti dici a piacere a fare? Beh, a me gliela piace sempre che in sul mondo della comunicazione deve essere il logo po' tornato sempre corso, poi mangiare su sardo contenti sa vira de doni a diri. Iniziando su, non tengo un'idea particolare, un progetto particolare, però questo ma ci durenga a coro, che su sardo si a essi o che agatteri sa maniera di essi nella lingua un po' regionale su benidori, le cose doni a diri punendo su benidori. E poi però si offende altre cose. Enrico, qual è il bisogno? Sono bisogno manno, minore? Su bisogno mio, ma fece questo esperimento, fece da noi a 50 anni si pone sono d'accordo, poi da solo in sardo e penso che noi a 50 anni si cosa punti mellorare. E tanto cercamos non le abbiamo finito un appuntamento tra in vant'anni per questionare di questa bella che stia su benidori quindi questa dentro grazie a Bero Enrico per aver dentro la pazienza e la passione per di noi per questionare cosa di importa un anno e speriamo di dire dopo se ne spiegare. Spero che questa regione sia sienta del profetto che dona animo e coraggio a chi ne sigiri in susurco di questa cosa come te noi e tu. Grazie ancora Enrico. A tu e grazie a voi altri.